Buonasera a tutti, ok? Sì. Buonasera a tutti. Vi chiedo di accomodarvi e nel frattempo leggo Isaia, capitolo 12, versetto 2. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Vi chiedo di alzarvi in piedi per la lode e che davvero questa sera noi possiamo confidare in Dio, confidare nella parola che ci trasmetterà e confidare nel fatto che Lui parlerà ai nostri cuori e che possiamo accettare i cambiamenti che magari ci chiederà di fare nella nostra vita. Preghiamo. Signore Padre, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di essere qua questa sera, Signore. Ti ringrazio per questa settimana che ci hai dato, ci hai donato, Padre, con la tua presenza, Signore. Che noi possiamo continuare a ringraziarti eternamente per il tuo amore verso di noi, per la tua presenza nelle nostre vite, per la tua direzione, Signore. Che noi possiamo essere una generazione che possa portare fieramente il tuo nome, che possa portare fieramente il tuo amore, Signore, che possiamo risplendere di tutto ciò che tu sei, Signore, che possiamo essere diversi e non avere paura di fare le nostre scelte basate sulla tua parola, Signore. Ti ringrazio per la vita di ogni mio fratello, di ogni mia sorella che è qua questa sera, Signore, benedicili grandemente, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen, buonasera. Se voi non avete ancora avuto occasione di salutare quello che è davanti a voi, dietro a voi, a destra, a sinistra, questo è il momento per farlo. Giratevi, andate a destra, a sinistra, quelli che sono a sinistra vadano a destra, quelli che sono a destra vadano a sinistra. Questo è il momento di salutarci, perché è il momento di lodare il nome del nostro Signore. La canzone che canteremo è Sono qui nella tua presenza, che questa sera noi possiamo sentire la presenza del Signore in mezzo a noi, che dove due o tre si riuniscono, Dio è in mezzo a loro. Sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine.
Amen. Che questa sera possiamo sottometterci non alla nostra volontà, ma alla volontà del nostro Signore. Che questa sera quello che Lui ha intenzione per la nostra vita possa essere sopra alla nostra volontà. Che noi questa sera possiamo sentire il nome del Signore e non sentire le nostre voci, le voci di coloro che ci abbattono, che molte volte sono la nostra coscienza, le persone che non ci vogliono bene, non ci amano, coloro che ci vogliono togliere da Dio, togliere dal cammino giusto che è il cammino del Signore. Non temerò, io credo in te, dubbi non ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Ho posto la mia fede in te, sono più forte se sei con me. In te io ho la forza per tutti i miei giorni. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo poter, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo poter, credo in te, Gesù, io credo in te, Gesù, con il tuo amor mi riempisci, dimostra il tuo potere qui, Spirito vieni su di noi per tutti i miei giorni, Signor. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo poter, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo poter, Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo poter forte, tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Cantiamo! Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere forte, tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo poter, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo poter, credo in te, Gesù, credo in te, io credo in te, dubbi non ho visto che in te la forza Quello che abbiamo appena cantato è
in te io ho la forza in tutti i miei giorni. Domani mattina tu ti puoi svegliare con un cancro. Domani mattina tu ti puoi svegliare senza soldi. Domani mattina tu ti puoi svegliare senza lavoro, con un incredibile malore, ma il Signore sarà con te. Domani mattina può succedere qualsiasi cosa di negativo, ma il Signore è con te. Molto probabilmente tu stai passando adesso per qualcosa di molto più grande di quello che tu pensi, ma il Signore è con te. Quello che abbiamo appena cantato non sono soltanto parole, ma è una vera dichiarazione che il Signore è con noi ed è molto, molto, molto più grande di qualsiasi cosa che noi immaginiamo. E questo Signore vuole soltanto conoscere noi, anzi vuole che noi conosciamo Lui. Ma il Signore già conosce ogni mio pensiero, il Signore già sa, ma tu hai aperto la bocca, tu hai detto: Signore, io non riesco più a dormire perché ho incredibili incubi. Signore, io ho bisogno di parlarti. Signore, io non riesco più ad andare avanti, non riesco più a camminare, non riesco più a guardare in faccia le persone. Signore, io ho bisogno di un aiuto. E il Signore sta soltanto aspettando che tu apra quella bocca, parli. Signore, io ho bisogno incredibilmente di conoscerti, perché so che sei l'unico che riesce a salvarmi, che sei l'unico che riesce a pulirmi. Noi parliamo tante volte noi sappiamo che e ne abbiamo parlato tante volte qui in chiesa: il Signore cura, il Signore sana, ma se noi non apriamo la bocca, se noi non apriamo il nostro cuore, la nostra mente, il Signore non può fare niente. Il Signore rispetterà la tua volontà di non andare verso di Lui, ma per stare meglio, per far sì che il Signore lavori, c'è bisogno che si apra la bocca, c'è bisogno che si apra la mente, c'è bisogno che il Signore operi, bisogna che il cuore venga aperto per Lui. E preghiamo che questa sera, se c'è qualcuno che ha bisogno qua, che il Signore possa operare. Il Signore, quando passa, Lui lavora per completo, Lui non lavora per metà, Lui inizia e finisce, e quando passa tutti quanti vedono. Signore, ti preghiamo stasera che noi possiamo conoscerti di più, Padre, possiamo sentirti qui in mezzo, Padre, possiamo carpire la tua presenza, che noi possiamo sentirti veramente qui in mezzo a noi, Padre. Tu sei un Dio vivo, tu sei, la tua parola è viva, Padre, che noi possiamo sentirti questa sera, Padre. Noi vogliamo conoscerti. Per coloro qui che vogliono conoscerti, Padre, io prego che loro possano parlare questa sera, possano dirlo nel loro cuore: Signore, io voglio conoscerti, Padre. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore, io fallirei, perché l'amore non si compra e né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscere
il tuo Dio, che questa sera tu possa cantare a Lui, che questa sera tu possa lodarlo come Lui è degno, che tu possa in questo momento riconoscere che tu sei un niente, che noi siamo un niente. Domani mattina noi potremo molto probabilmente svegliarci, il mondo potrebbe già essere finito e quello che rimarrà sarà te e la presenza di Dio. Il lavoro, la scuola, questo tutto finirà. Noi siamo chiamati ad essere eccellenti, siamo chiamati ad essere santi, servi di Cristo, ma tutto questo finirà. Quindi possiamo questa sera cantare alleluia, Padre, alleluia, perché tu sei l'unico che mi fa svegliare la mattina, Padre. Tu sei l'unico che rimarrà. Genitori e amici se ne andranno, ma tu, Padre, ti ringrazio perché tu sei rimasto. Padre, ti ringrazio perché tu sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti ringrazio perché la tua presenza è palpabile, Padre. Quelli che ti cercano ti trovano. Alleluia, Padre, ti ringrazio. Che tu possa cantare il nome del Signore, lodarlo perché Lui è degno di essere lodato. Solo per questo, non perché tu vuoi sentire un sentimento, ma perché è tuo dovere lodare il nome del Signore che ti ha dato la luce. Nessuno è come te, Padre, nessun altro può capirci per intero, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei qui, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei un Dio che ama, tu sei un Dio che cura, Padre. Nessuno come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei
cercassi per eternità, non troverei nessuno come te. Padre, ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo perché noi siamo qua, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi, ti ringraziamo perché la tua presenza si sente palpabile, Padre. Ti prego di curare le persone che sono qui, Padre. Ti prego che la tua parola possa venire chiara alle nostre orecchie, Padre. Ti prego di indagare, di scrutare i nostri cuori affinché tu possa trasformarci, Padre, rendere migliori, Padre, rendere la tua immagine e somiglianza. Nel nome di Gesù ti prego di guarire ferite, Padre, cicatrizzare queste ferite, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù perché noi sappiamo che tu lo farai, la tua volontà, Padre. Se un tuo figlio ha fame, tu non gli darai una scarpa, Padre, tu gli darai qualcos'altro, tu gli darai cibo, perché tu ami i tuoi figli, Padre. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Potete sedervi. Chi vive? Chi regna? Al suo nome e al suo popolo? Di nuovo più forte che lo dovete imparare tutti. Chi vive? Chi regna? Al suo nome e al suo popolo? Chi vive? Chi regna? Al suo nome e al suo popolo? Amen, amen. Oggi inizieremo con una parte di Colossesi capitolo 3 dedicata alla famiglia. Colossesi, la lettera che stiamo studiando ormai già da diversi sabati, tratta come suo tema principale la natura di Cristo. Chi è, cosa ha fatto, cosa rappresenta per noi, e oggi nel capitolo 3 inizia la parte dedicata a quelli che sono i doveri all'interno di una famiglia. Abbiamo già visto all'inizio del capitolo 3 i doveri in generale della cristianità, mentre oggi inizieremo con quella che è alla base di una famiglia. In particolare, se avete la vostra Bibbia in mano, dal versetto 18 di Colossesi capitolo 3. Arriveranno le slide. Sono sicuro, io ho fede, le slide stasera non vogliono funzionare. Va bene, allora, prima dobbiamo partire da un concetto fondamentale. Cos'è la famiglia? La famiglia è un'istituzione creata da Dio fin dal principio. Lo possiamo trovare in particolare nel capitolo 3 di Genesi, nel giardino dell'Eden. La famiglia è l'unità funzionale della società. Molti di voi a scuola magari hanno studiato quello che può essere una cellula rispetto al suo organismo. La cellula che cos'è? La cellula è l'unità funzionale più piccola che potete trovare all'interno di un organismo. Ed è così che la famiglia è l'unità funzionale di quella che è la società moderna. È il caposaldo dell'esperienza umana, perché nessuno viene al mondo senza una famiglia. Chiaro, si possono interrompere quei rapporti, chiaro, può avvenire qualcosa di disastroso, questa famiglia può andare totalmente persa, però nessuno viene al mondo se non da un'unione di una famiglia, se non da una mamma e un papà. E oggi in particolare la famiglia è un tema molto caldo, molto sensibile, possiamo dire così, all'interno della nostra società, perché è messa a pericolo. È messa in una situazione davvero di rischio, perché ci ritroviamo in una situazione di una società che continua a mandare piccoli messaggi subliminali o anche grandi messaggi subliminali che minano questa famiglia, questa unità di questa famiglia. Perciò oggi più che mai dobbiamo riportare l'attenzione a quello che Dio dice della famiglia, a quello che Dio dice
di quello che ha effettivamente creato, attraverso la sua parola, di quel che ha creato, e per farlo dobbiamo avere come fondamento, come assioma, alla base di tutto, un concetto molto molto importante sul quale mi voglio soffermare giusto 2 minuti. La Bibbia è infallibile. Punto. La Bibbia è infallibile. Dio benedica chiunque stia pregando in questo momento per far funzionare le slide, passando anche avanti. La Bibbia è infallibile e di conseguenza anche inerrante. Certo, dobbiamo leggere, come abbiamo visto, sì, nel frattempo stanno girando le slide, potete andare avanti, la famiglia, il concetto alla base. La Bibbia è infallibile, è inerrante. Certo, noi dobbiamo leggere un testo in base al contesto storico, per arricchire la nostra visione, per quello che riguarda cosa questo testo in origine puntava, a cosa questo testo, quale problema pressante questo testo doveva risolvere. Ma non possiamo prendere quel contesto storico e utilizzarlo per giustificare tutti i testi che non ci piacciono, banalmente non capiamo. Prendere il testo e semplicemente buttarlo sotto il tappeto con una scopa dicendo no, ma era scritto a quell'epoca, per persone di quell'epoca, io non c'entro assolutamente niente. Infatti noi possiamo leggere in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Magari particolarmente oggi sto parlando con molti che qui non sono né mogli né mariti. Dio volendo, un giorno sarete rispettivamente mogli e mariti. Molti qua oggi sono già mogli e mariti, però quando noi analizziamo la Bibbia, quando noi studiamo un testo, ci dobbiamo sempre ricordare di 2 Timoteo 3,16. Ogni scrittura, ogni, anche quel profeta minore all'appendice del Vecchio Testamento del quale nessuno si ricorda il nome, ogni scrittura. Perciò, senza dilungarci troppo con questa introduzione che, anzi, è già stata un po' troppo lunga, andiamo a leggere il testo di stasera che, appunto, è in Colossesi, capitolo 3, versetto 18 e 19, in cui sta scritto: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. 2 versetti molto brevi, dritto al punto. E sono versetti molto interessanti perché, di nuovo, stiamo parlando di famiglia. Iniziamo così, col rapporto fra una moglie e un marito. Una famiglia che nasce da un matrimonio. Dio dà a 2 persone diverse, con 2 attitudini diverse, con 2 corpi diversi, con 2 psiche diverse, con 2 storie diverse, 2 istruzioni ben diverse. Alle mogli viene detto di sottomettersi, un verbo che oggi ha delle connotazioni pesantissime. Chi è che si sottomette? Cosa vuol dire sottomettere qualcun altro? Se andiamo ad analizzare il greco, un'altra traduzione che possiamo trovare è soggiogare. Mogli, siate soggiogate, assoggettatevi ai vostri mariti. Pesantissimo, però voglio portare la vostra attenzione a un dettaglio molto molto importante. Non viene detto: mariti, sottomettete le vostre mogli. Mariti, calpestate, conquistate, prendete ciò che è vostro, prendete le vostre mogli e umiliatele sotto il vostro piede. No, mogli, siate sottomesse. Questo è un dettaglio molto molto importante perché indica che questo siate sottomesse è un gesto volontario. E lo ripeterò molte volte stasera. La sottomissione biblica che possiamo trovare in Colossesi capitolo 3 è una sottomissione volontaria, è un gesto volontario. Quando nella Bibbia si parla di sottomissione non possiamo togliere la volontà della persona in questione. Perciò per sottomettersi bisogna rinunciare a quella che è la propria idea. Bisogna rinunciare al proprio diritto naturale di essere indipendenti. Bisogna rinunciare
a quelli che sono magari i tuoi sogni, i tuoi desideri, e bisogna mettersi sotto una missione, possiamo prenderla così dall'italiano, accettando una volontà altrui, mettendosi per l'appunto sotto una volontà, autorità esterna. Paolo aggiunge con quel come si conviene nel Signore, in quanto ai limiti sensati di questa sottomissione. Ovviamente nella Bibbia non verrà mai chiesto che una moglie, in luce della sottomissione verso il proprio marito, faccia qualcosa di antibiblico, faccia qualcosa che vada contro l'etica cristiana. Ora, passando alla prossima slide, ricordate di qualcuno nel Nuovo Testamento che, nonostante fosse liberissimo, ha gettato la propria libertà e ha deciso di seguire e sottomettersi a una volontà esterna? Vi ricordate di qualcuno nel Nuovo Testamento che, nonostante non gli piacesse il risultato, solo perché riconosceva che quella cosa era buona, era giusta, si è sottomesso a una volontà esterna, a una missione esterna, a un obiettivo esterno? Paolo prosegue nel versetto 19 parlando per l'appunto ai mariti. E ai mariti viene ordinato di amare. Sembra così ovvio, così scontato, ma un marito dentro un matrimonio, ma è chiaro che deve amare il partner. Il matrimonio si basa sull'amore verso il proprio partner, ma questa è la forma più sublime di amore. È un amore che abbiamo già trovato molte altre volte in molti altri testi biblici, quell'amore che tutto dà senza pretendere nulla in cambio, senza richiedere un prezzo da pagare, un amore che è al di fuori delle nostre capacità. L'amore di Colossesi capitolo 3 versetto 19 è un amore disumano, non è un amore comune, non è un amore naturale. Inoltre viene chiesto di farlo senza diventare aspri, dicono alcune versioni o alcune altre traduzioni, o avere l'abitudine di essere aspri. Non so quanti di voi qui lavorano, non so quanti di voi qui lavorano sotto un capo, sotto una persona a cui si deve sottomettere e sottostare, però una cosa molto molto comune che viene con il potere, possiamo dire così, anche dentro un luogo di lavoro, è essere aspri, è diventare aspri. Di nuovo, non conosco i vostri lavori, non conosco il vostro datore di lavoro, però se comincio ad elencare delle caratteristiche sono sicuro che azzeccherò circa l'80%. Qualcosa di molto naturale, molto umano, molto carnale, diventare aspri verso le persone che sono sottomesse a noi. E qui Paolo fa riferimento esattamente a questo: non potete avere l'abitudine di essere aspri. Mariti, non potete essere collerici. L'ordine che arriva da Dio è che tu non puoi essere una persona severa, permalosa, arrabbiata, capace di restituire il male con il male. Vietato, assolutamente. Non può un marito approfittare della sottomissione della propria moglie per fare quello che gli piace, quello che gli garba, perché sì, tanto mia moglie deve essere sottomessa, perciò oggi comando io, perciò facciamo tutto quello che voglio io. Non funziona così. Mariti, non abbiate l'abitudine di essere aspri. Ora, sempre proseguendo con le nostre slide, ricordate di qualcuno nel Nuovo Testamento che, nonostante potesse fare tutto quello che voleva, nonostante avesse il potere, l'autorità, nonostante avesse persone sotto i propri piedi, non l'ha fatto perché riconosceva che quella era una cosa buona e giusta? Ricordate di qualche figura così nel Nuovo Testamento? Paolo, e di conseguenza Dio attraverso Paolo, chiede a entrambi i partner di una coppia, di un matrimonio, di fare qualcosa di illogico, innaturale, quasi impossibile. Sacrificio. Per entrambi i partner viene richiesto il sacrificio nella sua forma più pura, cristiana e, di nuovo, innaturale, assolutamente impossibile nella logica umana. Nella lettera agli Efesini,
Paolo espande molto meglio questo concetto. Qua abbiamo solamente 2 versetti, ma c'è un testo molto più famoso che adesso leggeremo insieme, che è in Efesini capitolo 5, versetti 22-29. La lettera agli Efesini è una lettera che si concentra in quello che è il corpo di Cristo, cioè noi, la Chiesa e le relazioni che abbiamo tra di noi. Perciò Efesini capitolo 5 dal versetto 22, testo che espande molto molto meglio questo rapporto matrimoniale, possiamo leggere: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come il Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Poi saltando più avanti al versetto 33, il riassunto di questo. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Di nuovo troviamo questa espressione, essere sottomesse. Lo voglio di nuovo risottolineare, questo è un gesto volontario. La sottomissione è un'offerta spontanea e amorevole della moglie verso il proprio marito. Suo marito, tuo marito, l'uomo che Dio ha posto di fianco a te, sopra di te, il tuo possedimento più intimo e prezioso che puoi avere su questa terra. Il testo continua come al Signore. Dal momento che la suprema sottomissione e obbedienza deve essere data al Signore, il gesto di sottomissione che la donna compie verso suo marito, questo atteggiamento della moglie cristiana, rappresenta un gesto di ubbidienza a Dio. Una donna, una moglie sottomessa al proprio marito è una donna sottomessa a Dio. Non c'è da nessuna parte in questi testi una condizione precedente, non c'è da nessuna parte un se a monte che viene dato per rispettare questa determinata condizione. Non viene detto, solo le mogli che rappresentano il top 1% delle mogli cristiane deve fare questo, solo le mogli che hanno dei buoni mariti devono fare questo. Assolutamente, questo è un ordine che viene condiviso a tutte le mogli verso i propri mariti, indipendentemente dalla sua situazione spirituale, dallo stato del matrimonio, il valore del marito. La moglie che si sottomette al marito è una moglie che rispetta Dio. La moglie si sottomette al marito non perché se lo merita, non perché se l'ha guadagnato, non perché il marito è un grande uomo che vale la pena seguire. La moglie si sottomette al marito perché si sottomette a Dio. La moglie ripiena di spirito riconosce il ruolo di guida del marito all'interno del matrimonio e all'interno della famiglia. Non è solo una prescrizione divina, ma è il riflesso dell'autorevole e amorevole signoria di Cristo per la sua Chiesa. Notate che l'esempio, il metro di riferimento che viene dato è qualcosa di gigantesco. Sottomettetevi come la Chiesa è sottomessa a Dio. E Paolo, dopo aver stabilito così, affermato l'autorità del marito verso la moglie, sposta il discorso verso la suprema responsabilità dei mariti verso le proprie mogli. Perché viene chiesto di amare come Cristo ha amato la Chiesa. Non credo io mi debba soffermare troppo su quello che Cristo ha fatto per la sua Chiesa. Decisamente Paolo lo spiega in un modo molto più bello, molto più poetico con i suoi versetti, ma amare come Cristo ama la Chiesa
e dare come lui si è dato, senza riserve, senza se, senza ma, senza aspettare, dando tutto in un modo altruista, in uno spirito altruista, disposto al sacrificio. I versetti seguenti espandono questo concetto richiamando la nostra attenzione in quelli che sono, in quello che è l'amore purificatore che Cristo ha per la sua Chiesa. E mi raccomando, qua non vuol dire che l'amore del marito purifica la moglie, ma Paolo chiama la nostra attenzione, chiama l'attenzione dei mariti che l'amore dato verso la propria moglie deve essere un amore puro. Per poter dare questo tipo d'amore, un marito in primis deve purificarsi. Questa è una responsabilità altissima all'interno di una famiglia. Un marito deve riuscire ad esprimere questo amore volto alla purezza, alla santificazione, alla protezione, al prendersi cura e all'amare. Il marito cristiano deve provvedere, deve curare, deve proteggere come se la moglie fosse il suo stesso corpo, perché alla fin fine lo è, l'abbiamo visto in Genesi capitolo 2, perché il Signore ci dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. La stessa carne. Mariti, amate la vostra moglie come se fosse la stessa carne, come se fosse il tuo corpo del quale ti stai prendendo cura, e se hai bisogno di un esempio, se hai bisogno di guardare, se hai bisogno di una metrica, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Ve l'ho scritto in una delle prossime slide perché voglio che sia un concetto molto chiaro, che quando si parla di matrimonio nel senso biblico non stiamo parlando di un semplice contratto sociale che avviene fra due persone che si vogliono molto bene, ma stiamo parlando di qualcosa di più profondo, qualcosa che trascende la natura della nostra carne. Infatti l'intimità e la sacralità dell'amore fra coniugi deve essere un'espressione visibile dell'amore fra Cristo e la sua Chiesa. L'intimità, ve lo ripeto, l'intimità e la sacralità dell'amore fra coniugi deve essere un'espressione visibile dell'amore fra Cristo e la sua Chiesa. Quando una persona ha bisogno di vedere un esempio concreto dell'amore che c'è fra Cristo e la sua Chiesa, il matrimonio cristiano è la risposta. Questa è l'enorme responsabilità che pesa sulle spalle di una coppia sposata. In particolare voglio portarvi due testi dell'Antico Testamento che non combaciano perfettamente con questo rapporto matrimoniale che c'è fra moglie e marito, però secondo me rappresentano un ottimo parallelismo, un'ottima prefigurazione di quello che Cristo ci sta chiedendo. Prima voglio iniziare con Ruth. Quanti qui conoscono Ruth, il libro di Ruth nell'Antico Testamento? Vedo qualche timidissima mano alzata. Riassunto molto molto veloce per quello che ci riguarda stasera, perché non ho il tempo di scendere nei dettagli, è che Ruth è questa donna che dopo aver perso il marito segue la suocera verso il suo paese natale e nonostante l'insistenza di questa donna ormai anziana che ha perso i figli, che ha perso tutta la famiglia, nonostante l'insistenza che questa sua suocera le fa di andarsene, di tornare a casa, di trovarsi un altro marito, Ruth risponde con una delle promesse più profonde che possiamo trovare nell'Antico Testamento e in particolare nel capitolo 1, i versetti 16 e 17 che possono proiettare. Ma Ruth rispose, e qua arriva un testo bellissimo. Donne, se avete bisogno di qualche promessa da copiare per poter tirare fuori il giorno del vostro matrimonio, potete tranquillamente affidarvi a questa. Infatti Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Pesantissimo. Cos'è questo? Sottomissione. Sottomissione allo stato puro. Sacrificio allo stato puro. Questa è la sottomissione, di nuovo, di una nuora verso la sua suocera. Non di un marito e di una moglie,
sacrificio verso qualcuno con il quale la maggior parte del tempo neanche esiste un buon rapporto. Non so qua se le mogli possono confermare il loro rapporto con le loro suocere, ma solitamente, tradizionalmente non è un buon rapporto. Eppure qua vediamo nel Vecchio Testamento quello che una donna mossa da quello che è l'amore per Dio può effettivamente fare. Se questo è quello che succede al di fuori di un matrimonio, quanto più all'interno di un matrimonio questo potrà essere visibile, potrà essere toccabile e potrà essere di testimonianza all'interno della famiglia e all'esterno della famiglia. Per i mariti voglio portarvi invece un testo del profeta Osea, un profeta minore alla fine dell'Antico Testamento, che visse in un periodo molto idolatra di Israele. In particolare voglio portarvi un versetto del capitolo 1 e del capitolo 3, in cui sta scritto: il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, non c'è un errore di traduzione, una prostituta, e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Più avanti nel capitolo 3, il Signore mi disse, qua Osea sta parlando in prima persona, va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali pure si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Senza mezzi termini, Dio dice ad Osea: ama una donna adultera come io amo Israele. Questo è proprio un parallelismo strettissimo, in quanto qua possiamo vedere il rapporto matrimoniale di questo profeta come rispecchia il rapporto fra Dio e la nazione di Israele nell'Antico Testamento. Di nuovo, un popolo che non li voleva parlare, un popolo che l'aveva dimenticato, un popolo che voleva amare altre divinità, che l'aveva abbandonato, un popolo adultero. In particolare il libro di Osea contiene tantissime profezie terribili verso Israele, ma sono sempre accompagnate da promesse di restaurazione. È molto bello leggerlo, lo potete leggere tutto d'un fiato, sono sì e no, 5 capitoli se non mi sbaglio, comunque molto molto corti, però di nuovo possiamo vedere nell'Antico Testamento un esempio di sottomissione di una nuora a una suocera, una sottomissione completa, una sottomissione sacrificale, dando la propria vita, il proprio destino, il proprio futuro nelle mani di un'altra persona, e possiamo vedere un amore di un matrimonio defraudato. Perché alla base del matrimonio cosa c'è? C'è l'idea del un marito, una moglie, un rapporto intimo, inviolabile. Eppure viene chiesto ai mariti di amare come Cristo ha amato la Chiesa. Amare in questo modo impossibile. Entrambe queste parti sono chiamate ad essere l'immagine terrena di una realtà invisibile, di una realtà spirituale molto più grande, che trascende di nuovo il nostro mondo. Quest'ultimo fine settimana c'è stato l'incontro delle coppie, probabilmente molti dei vostri genitori erano lì. Ringrazio il pastore, ne approfitto così, ringrazio il pastore Mirko, tutti quelli che hanno collaborato, mi raccontano che sia stata davvero una bellissima esperienza. Saluto di cuore tutte quelle coppie che per un motivo o per l'altro occupano un posto speciale nel mio cuore, ma voglio portare all'attenzione questo incontro delle coppie perché il tema, uno dei temi trattati perlomeno, è il matrimonio come un viaggio. E voglio lasciarvi così un'immagine pratica di quello che può essere un matrimonio. Un matrimonio, a me piace immaginarlo e presentarlo come se fosse un lungo viaggio in macchina. Funziona anche se pensate a un viaggio all'interno di un aereo, però non so quanti di voi sono piloti e copiloti, perciò funziona un po' male. In una macchina, solitamente, ci sono 2 posti davanti, giusto? C'è il guidatore e c'è il passeggero anteriore, che da qui in poi chiamerò copilota. Perché alla fine, se ci pensiamo, un buon lungo viaggio in macchina può funzionare solo se entrambi, pilota e copilota, collaborano verso una meta in comune. Qual è il compito di un pilota? Qual è il compito di un guidatore di una macchina? Cos'è che deve assolutamente fare? Guidare, banalmente, prestare attenzione alla strada, prestare attenzione a quelle che sono magari
le indicazioni date dal telefono, dato dal GPS, molte responsabilità che solo lui può fare. Il copilota non potrà guidare al suo posto, il copilota non potrà prestare molta attenzione alla strada al suo posto, reagire, essere pronto ad affrontare ed evitare pericoli. Il copilota invece, cos'è che deve fare? Il copilota ha questo particolarissimo compito che è coadiuvare, aiutare quello che è il pilota, perché ci sono molte mansioni che il pilota potrebbe anche fare, sì, ma non potrà mai farlo bene quanto lo può fare un copilota. Un copilota può guardare la mappa. Questa immagine funziona molto meglio quando si parlava ancora di mappe cartacee, che dovevi aprire, riempire tutta la visione anteriore della macchina per poter capire dove si era, però il copilota dovrà, per il benessere di questo lunghissimo viaggio in macchina, non so, regolare il clima, cambiare la musica, controllare i messaggi, rispondere a qualche chiamata, buttare un occhio extra sulla strada, principalmente se è di notte, guardare dietro i passeggeri dietro, magari i bambini che sono dietro, verificare che stia tutto bene, verificare che non abbiano bisogno di fare qualche pausa. Un lungo viaggio in macchina può funzionare solo quando il guidatore e il passeggero anteriore collaborano insieme, solo quando entrambi capiscono quali sono le responsabilità dell'altro, solo quando entrambi capiscono quali sono i punti di forza e di debolezza dell'altro, possono lavorare al meglio e raggiungere effettivamente la loro meta e raggiungere insieme l'obiettivo. Così, allo stesso modo, in un sano matrimonio con una moglie sottomessa e un marito amorevole, che si può trovare tutte quelle che sono le benedizioni, le gioie che il Signore dà all'interno di un matrimonio. Si può raggiungere quella corda a 3 capi che possiamo leggere nel libro di Ecclesiaste, che non si spezza facilmente. Per lasciarvi un ultimissimo testo, chiedo chi avesse la propria Bibbia aperta, di andare in Genesi capitolo 3, versetto 16 e 17, perché voglio sottolineare matrimonio come questa profonda idea spirituale, come questa istituzione data da Dio in persona. Non so quanti di voi si ricordano di Genesi, l'inizio dell'umanità, con il bellissimo giardino dell'Eden, la cacciata a seguito del primo peccato del primo uomo e della prima donna, però è interessante perché in Genesi troviamo la prima promessa da parte di Dio. Davanti a questo crimine che è stato ingannare, defraudare la sua fiducia, Dio dice diverse cose al serpente, che li ha ingannati in primis, alla donna e all'uomo. E alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Questo è l'inizio della lunghissima storia dell'uomo, però quello sul quale mi voglio soffermare stasera in particolare è quando Dio in persona maledice così la donna, dandole il desiderio di stare sopra suo marito. Perciò quando noi vediamo quello che è il matrimonio cristiano, quando noi osserviamo da vicino quello che Dio ci comanda effettivamente di fare e quello che noi possiamo fare all'interno di un matrimonio per ottenere di nuovo tutte quelle benedizioni, tutti quei bellissimi momenti insieme, cosa sta succedendo? Un matrimonio cristiano sta restaurando quello che era l'ordine sin dal principio. Il momento in cui una donna si sottomette come si conviene al Signore e un uomo ama senza inasprirsi, è il momento in cui la coppia sta riconciliando quella promessa spezzata in Genesi.
Il matrimonio è un evento gigantesco. Non ci sono abbastanza parole per spiegare quanto profondo e metafisico è un matrimonio cristiano. Perciò a tutte le persone che oggi sono sposate, felicemente sposate, guardate Colossesi capitolo 3, versetto 18 e 19. A tutte le persone che si sposeranno a breve, hanno già deciso, guardate come vostro obiettivo di vita Colossesi capitolo 3, versetto 18 e 19. Se ci possiamo tornare nella prossima slide. A tutti voi che qui oggi stanno pensando al matrimonio che sia la cosa più lontana che possa mai avvenire nella loro vita, buona notizia, avete tempo per prepararvi per poter vivere come ci viene chiesto in Colossesi capitolo 3, 18 e 19, che voglio rileggere così per concludere. Nel frattempo chiamo anche avanti il gruppo di lode per poter poi concludere il nostro culto, perché questi sono i primissimi doveri sul quale Paolo si sofferma per la famiglia. In una famiglia Dio attraverso Paolo dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Preghiamo insieme per concludere il nostro culto. Chiedo gentilmente che tu possa chiudere i tuoi occhi, chinare il capo dove tu sia e osservare così, in un breve momento di silenzio e concentrazione, la preghiera che puoi rivolgere a Dio. Dio ci chiede qualcosa di assolutamente impossibile secondo i canoni umani, ci chiede qualcosa che non ha senso logico da un punto di vista umano, però ci dobbiamo ricordare come il suo amore ci permette tutto questo. Può sembrare qualcosa di datato, può sembrare qualcosa di illogico, ma questa è la restaurazione di una realtà spirituale molto maggiore di noi. E quando abbiamo dubbi sul come comportarci, sul come guardare un matrimonio, ricordiamoci di quello che Cristo ha fatto e del suo sublime esempio per tutti noi. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per la vita dei nostri fratelli, della nostra Chiesa, ti ringraziamo per tutto quello che possiamo fare, tutto quello che possiamo vivere grazie alla tua immensa misericordia. Ti ringraziamo per i nostri piccoli gruppi, per il nostro momento di condivisione che faremo dopo, per il nostro ritorno a casa, perché noi confidiamo che tu sarai lì con noi, ci accompagnerai dovunque noi andremo. Padre, ti chiediamo in questo momento che tu possa benedire le nostre vite attraverso la tua parola, attraverso quello che abbiamo potuto leggere stasera. Ti chiediamo, Padre, che tu possa far entrare in noi queste verità del quale tu parli, che tu ci permetta di vivere a pieno quello che abbiamo imparato stasera. Ti ringraziamo, Padre, per la vita delle nostre coppie, per tutti i mariti, le mogli, i futuri mariti, le future mogli che sono qui stasera, saranno poi domani mattina qui per il nostro culto, che fanno parte di questa Chiesa perché riconosciamo che il matrimonio vive e prosegue solo grazie a te e solo grazie a tutto quello che tu fai. Padre, ti chiediamo anche il perdono dei nostri peccati, il perdono per quelle volte in cui siamo comportati secondo questi metri, secondo questi standard che tu stesso ci hai donato. Ti chiediamo che tu possa perdonarci attraverso quel sacrificio che tu stesso ci hai dato con Gesù nella croce. Ti chiediamo tutto questo non perché ce lo meritiamo, ma è solo attraverso la tua infinita misericordia che tu ci rinnovi ogni giorno. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Alziamoci in piedi, lodiamo il nome del nostro Signore. Sono qui nella tua presenza, penso a
tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce e non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Proteggimi, è la promessa, sì, il tuo amore durerà in eterno. Proteggimi, è la promessa, sì, il tuo amore durerà in eterno. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Bene. Allora, dato che questo è l'ultimo sabato del mese, abbiamo iniziato una tradizione molto molto carina, che è quella di festeggiare insieme come una grande famiglia quelli che sono i nostri amatissimi compleanni. Perciò invito caldamente tutti i nostri bravissimi, bellissimi partecipanti di questi bellissimi compleanni di novembre. Perciò, Joãozinho, per favore, su in piedi, vieni. Larissoli, per favore. Nicole, sempre un piacere, prego. Jefferson, cosa ci fai là dietro? Vieni. Marzia, prego. Vieni, Marzia, vieni. Christopher. Hanno fatto festa solo per Christopher. Poi, benissimo così. Molto bene, signori. Prego, per favore, le foto. Non so qua, ministero, là, i bomber delle foto, se possono dare qualche indicazione extra per sta gente. Io sono troppo alto. Io partecipo. Apparirò in ogni foto di ogni singolo compleanno da qui fino a febbraio. No, non mi posso spostare. Momento delle foto. Ottimo, lindo. Bellissimo. Dove abbiamo qua la lucina, le candeline qua? Cos'è un compleanno se non si canta tanti auguri? Ecco che arriva. No, aspetta. Partiamo tutti insieme. Aspetta. Le candeline, i fuocherellini. Con molta calma, senza nessuna fretta. Immagino che nessuno di voi abbia fame, sete, voglia andare. Pronto? Ti auguri. Amen. Prima che soffiare ovviamente. Augurissimi. Non andate via. No. Vogliamo pregare anche per voi la benedizione nelle vostre vite, queste bellissime persone che sono qui
quasi ogni sabato praticamente, sempre dedicate al servizio, è sempre un piacere poter essere insieme. Perciò, chi è che c'è qualcun altro di... Vieni qua, preghiamo per te. Ma Bomber, svegliarsi prima, dai, che cantavamo anche per te. Grazie. Di nuovo per loro, dai signori, cantiamo insieme. Sofia. Viva! Ok, preghiamo insieme che il Signore vi possa benedire tanti altri anni di vita. Padre, ti ringraziamo per la vita di questi fratelli al quale hai donato un anno in più durante questo mese. Padre, ti ringraziamo per tutto quello che loro possono fare all'interno dei tuoi culti, all'interno della tua grande famiglia che è questa Chiesa, e ti chiediamo, Padre, che tu li possa benedire, che tu possa continuare a camminare con loro, accompagnarli qui fino agli ultimi giorni, affinché loro possano sempre sentire la tua presenza, affinché loro possano avere ancora tanti altri anni di vita nella tua compagnia. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Un altro forte applauso per i nostri festeggiati. Potete andare a sedervi. Vi ricordo, sì, prego. Vi ricordo, questa torta la potremo mangiare insieme dopo i nostri piccoli gruppi. In particolare, oggi, scusate che non li ho tirati fuori prima, i nostri piccoli gruppi sono divisi in... Non li trovo più. Eccoli qua. Le femminucce andranno con la graziosissima Marzia. Dov'è? L'ho persa. Marzia, ok? Le femminucce seguite Marzia, ok? Piccolo gruppo, e dopodiché di nuovo si ritorna qua per poter mangiare insieme, mentre i maschietti seguiranno suo Mario. Seguiranno il marito. Prossimo sabato, 6 dicembre, non ci sarà il culto dell'Aga Move, ma bensì ci sarà... Ma bensì ci sarà qualcos'altro. Perciò alle ore 19 di sabato 6 dicembre avremo con noi un gruppo di coreani che sin dalla lontanissima terra della Corea viene qua per portarci uno spettacolo natalizio. Questo gruppo in particolare viene per l'appunto dalla Corea, fa il giro di tutta Europa, qua in Italia. C'è un video, addirittura. Scusate, c'è un video, non lo sapevo. Vai Fede, fai partire il video. L'audio siamo noi, sono gli amici fatti lunghi la strada. L'italiano mi sta cominciando ad abbandonare. Sì, Windows funziona. 가자!
surprised because you're not professionals, but you're really good. And I'm very happy that we have that people in our ball. The performance was perfect. There was amazing, and there was happy, and actress was excellent. Well, I think it looked like professional one. Yeah, so you did really a great job, great performance. Yeah, and I really liked it. Yeah, it was really nice. Yeah, it was really good. Better than I expected, which is really nice. It's a nice surprise. And you wouldn't know that you guys weren't professional. It was so well coordinated, and you all sing beautifully. Yes, yes. Ecco, quindi come avete potuto vedere, mille mete europee e non solo, perciò tutti voi che sapete un pizzico, ma proprio un pizzico indispensabile di inglese in particolare, io vi direi che potete venire anche prima delle 7 per parlare un po' con questi ragazzi, per conoscerli, per stare insieme in compagnia. Pomeriggio, loro in verità saranno qua dalla mattina per motivi e tutto, perciò tutti voi che volete parlare, far compagnia, fare amicizia, semplicemente dimostrare un po' di spirito potete venire a partire da questa sera il nostro momento, perché di voi vuole mettere in pratica in inglese qualche momento, perché di voi non sa faceva l'inglese molto per imparare un po', perché di voi c'è un pizzico di coreano. Bravo. Ok, questo sabato 6 dicembre le visiteranno amici, cugini, zii, familiari, vicini di casa, lontani di casa, chiunque vogliate, ok? Tutti calmamente in gruppo. Poi, vabbè, I'm surprised because you're not professionals, but you're really Maggio good. Maggio And I'm very 2026. happy that we have that people in our ball. The performance was perfect. There was amazing, and there was happy, and actress was excellent. Well, I think it looked like professional one. Yeah, so you. Femminucce con Marzia. Piedi. Mi strappò nel giardino, la tua umiltà mi portò di nuovo a me. Se mi dessi ciò che possiedo in cambio dell'amore